Bene, bene. Mettiamo in moto la motina. Beh, display molto molto bello. Accensione. Beh, display bello. Cavalletto su. Strada libera e partiamo. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Giampaolo, questo ovviamente è Ciccio Benza. E come sempre in moto. Quest'oggi siamo in moto su una moto diversa. Qualcuno me l'aveva chiesto su qualche commento del canale e oggi siamo qui a provare la CF 650 MT. Siamo saliti da qualche minuto, ci stiamo girando e notiamo subito a bordo sicuramente qualcosa di interessante, e cioè notiamo che ha un bellissimo display a colori che purtroppo però a mio avviso non ha una grandissima leggibilità. Col sole secondo me risulta poco visibile. Per il resto la moto è molto strana, devo dire che dal punto di vista della posizione di guida è una posizione di guida molto particolare, diversa dalle moto tradizionali, secondo me diversa, molto diversa da quella che è la classica impostazione delle moto cross tourer, chiamiamole così, insomma le moto maxi enduro, diversissima dalla Desert, diversissima dalla multistrada, ma veramente molto diversa anche dalla Benelli TRK. Comunque monta un 650 da circa 54 cavalli se non sbaglio, moto totalmente sovrapponibile se vogliamo al Benelli TRK 502 anche dal punto di vista del prezzo, però a mio avviso la moto è tutta un'altra cosa, è completamente diversa dalla TRK. È molto più compatta, è molto più piccola, sia in sella che da fermi, assolutamente molto più piccola, e tutta un'altra moto, completamente diversa, nonostante possa essere, diciamo così, comparabile dal punto di vista delle caratteristiche di base, ma dal punto di vista proprio d'uso la trovo completamente diversa. Dal punto di vista della ciclistica la moto mi piace molto. Non ho, ripeto, ancora avuto modo di provarla magari in condizioni più turistiche, se volete, però devo dire che dal punto di vista della ciclistica la moto mi piace molto. La moto è stabile, ha delle belle sospensioni, sono abbastanza rigide anche nel settaggio con cui me l'hanno data. Mi ricorda, se volete, dal punto di vista delle sospensioni moltissimo lo Yamaha Tracer 7, il Yamaha Tracer 700 che ho provato, mi ricorda molto quello. E dal punto di vista del motore direi che ha molto meno brio ovviamente del Tracer 700 e ha le stesse caratteristiche più o meno del TRK della Benelli. Ovviamente la moto potenza K per il suo peso, che mi pare sia intorno ai 200 kg a secco, quindi parliamo di 230, 225, 230 kg in ordine di marcia, intorno a quel peso, però mi sembra molto ben bilanciato dal punto di vista della distribuzione dei pesi. Ha un bel equilibrio, mi sembra un baricentro abbastanza basso e la moto si comporta veramente molto bene. Dal punto di vista della frenata mi piace, è bella pastosa, ha l'ABS di serie. Non mi pare che abbia altre caratteristiche di elettronica, quindi non ha né mappature né controlli di trazione né altre particolarità che, devo dire, comunque su una moto del genere probabilmente non servono nemmeno per la potenza che ha. La ripresa è quella di un motore con una cinquantina di cavalli, non dobbiamo aspettarci certo grandi exploit, però tutto sommato si difende assolutamente bene. Direi che per l'uso stradale, per andarci così a passeggio e a farci dei giri, dei viaggi, è sicuramente più che sufficiente. Sì, ha anche un bellissimo sound, devo dire la verità, un bel suono.
Quindi da quel punto di vista la moto mi piace molto, cattura sicuramente. Confermo che con una giornata di sole come questa il cruscotto ha sicuramente un grosso limite di leggibilità, è molto molto limitante. Il freno posteriore mi sembra presente, funziona bene e direi che la moto in realtà si fa assolutamente guidare molto 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 bene. Poi è piacevole e divertente, cazzo volete vi dica? Cosa volete che vi dica? La moto a me non dispiace. Onestamente fa parte di quella categoria di moto che hanno un prezzo estremamente basso, parliamo di una moto all'ordine di 6-7 mila euro, ok, nuova, e cioè ti dà veramente praticamente tutto quello che ti serve per partirti fin da subito. Ha una bella ciclistica, ripeto, considerate che il mio peso è sempre quello e la moto si comporta veramente molto molto bene nonostante questo. Mi piacerebbe magari provarla in due per capire di più, ma direi che già così la moto mi dà decisamente molta confidenza. Dal punto di vista della posizione di guida è quasi più orientata a una naked, se volete, che una turistica classica. Cioè la posizione del busto sicuramente è alta e il manubrio, come vedete, è molto alto, ha una bella curvatura, bella accentuata, e sicuramente la posizione del busto e delle braccia è più simile a quella di una moto cross tourer come appunto potrebbe essere multistrada, mentre invece dal punto di vista delle gambe trovo che le gambe siano abbastanza rannicchiate e abbiano una posizione un po' più sportiva di quello che si è abituati magari su una moto come appunto Ducati o altre, o addirittura la TRK considerate che è molto alta come posizione della sella, questa invece è bassissima ed è estremamente facile da guidare per una persona non particolarmente alta, ecco, o anche per una donna, perché no? La trovo una bella motoretta, sicuramente apprezzabile dal punto di vista della guida, della dinamica, insomma. Beh, specchietti sono molto larghi, sono belli, la frizione è a cavo, ovviamente non ha la frizione idraulica, forcelle regolabili, lo vedo da qui. Penso che anche nel traffico sia una moto che si difende bene, ottima forse più per il commuting che per andarci a fare dei gran viaggi, ecco. Per quanto riguarda poi invece eventualmente andarci a fare dello sterrato, sicuramente puoi farci uno sterrato leggero, sicuramente puoi pensare di andare a fare uno sterrato leggero come potrebbe essere un'eroica o altre situazioni di quel tipo, ma non credo che ci si possa fare molto 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 altro, ecco. Sì, anche la frenata mi piace, bella presente. Anche in terza, sentite, ha comunque una bella ripresetta. E ha proprio un bel rumore, Ha proprio un bel rumore. Mi piace molto. Devo dire che dal punto di vista della guida mi piace sicuramente più bella, l'ho già fatta. Mi piace sicuramente di più che la TRK. Devo dire che il comportamento della guida è un po' più sportiveggiante e forse anche il motore è un po' più brioso, sarà che probabilmente pesa meno, quindi ha sicuramente delle doti migliori da questo punto di vista rispetto alla TRK. No. Sulla ghiaia non abbiamo voglia di andare. E ecco che dire, la moto è bella, a me piace molto, le caratteristiche tecniche le trovate sicuramente sul sito, quindi non è che devo stare qua ad elencarvele. Come sapete non sono un esperto di caratteristiche tecniche, non sono un tester di moto, insomma non sono un esperto specialista, un professionista del settore, ma sono uno che le prova così ogni tanto quando ha l'occasione. Ho avuto l'occasione di questa, l'abbiamo provata. Io mi concentro sempre sull'aspetto prettamente esperienziale. In che senso? Cioè, cosa mi offre la moto? La moto intanto ha un telaio di protezioni enorme e molto molto importante, che ne denota subito una caratteristica orientata all'off-road, ma che non è veramente off-road questa moto. Io ve lo ribadisco il concetto, secondo me le caratteristiche non sono da off-road. Guardate l'altezza è veramente bassa, l'altezza è bassissima da terra. Ha questo telaio posteriore che dovrebbe supportare anche il montaggio delle valigie, che a me piace molto, devo dire.
esteticamente a me piace molto, un bel sostegno, una bella protezione. Il motore, come dicevamo, un cilindrico fronte marcia 6,50 con una cinquantina di cavalli, 53-54, però la posizione di guida è più quella orientata, è più sportiva secondo me di quella della Benelli. L'escursione delle forcella e del mono posteriore, che comunque è regolabile, non mi sembra così elevata da permettere di fare grandi escursioni sul fuoristrada. Niente, ha un prezzo che è follemente economico, ragazzi, ha un prezzo che è bassissimo. Certo che quando salite a bordo la moto sicuramente, cavolo, mi dimenticavo di dirvi che ha una bella regolazione per quanto riguarda la protezione del cupolino. Mi pare che abbia qui una presa USB per la ricarica, quindi è sicuramente ben accessoriata. Cosa importante è che quando ci salite a bordo, dopo pochi metri, veramente ragazzi, ci ho preso subito confidenza, la moto va via molto molto bene. Ripeto, secondo me per una persona non particolarmente alta, che non ha bisogno di avere grandi potenze, che non vuole spendere grandi cifre, sinceramente questo è un ottimo compromesso. Ricapitolando, CF Moto 650 MT, bella, piacevole, economica. Ragazzi, con questa prova direi che è tutto. Io spero di aver risposto alle domande di chi mi aveva scritto e mi aveva chiesto di provare la moto. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale, ovviamente qua sotto attivate la campanellina, iscrivetevi, trovate tutte le indicazioni per i miei social, venite a trovarmi su Instagram, venite a trovarmi su Facebook, venite a trovarmi sul mio canale Telegram, venitemi a trovare, insomma. Lasciate un bel like a questo video o agli altri video che vedete se vi piacciono, lasciate dei commenti, mi raccomando, commentate sempre, contatemi qualcosa, ditemi qualcosa di voi, raccontatemi se il video vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, cosa vorreste che provassi. Vedete, qualcuno me l'ha chiesto e sono riuscito a provare questa moto. Direi che ci vediamo al prossimo video. Ciao!